Quali sono le disponibilità in termini di contributi volti alla crescita delle imprese? La Confartigianato Provinciale offre informazioni al riguardo e poi eventualmente assiste le imprese per l'ottenimento delle agevolazioni attraverso il servizio bandi, un team di esperti presenti in tutte le sedi mandamentali dell'associazione. Abbiamo incontrato Valeria Cibrario, coordinatrice del team, perché recente e particolarmente interessante è un bando della Regione Veneto che agevola imprese orientate ad investire nelle tecnologie digitali e ancora quelle che vogliono essere assistite in una fase spesso delicata della loro vita, il passaggio generazionale. Sentiamola. Innanzitutto è importante dire che questo è il primo bando emanato attraverso la legge per l'artigianato e quindi la Regione, è interesse della Regione cofinanziare esclusivamente le imprese artigiane in Veneto, riducendo di molto anche il pool di imprese potenzialmente interessate. Un bando che guarda in due direzioni. Esatto, ci sono due misure all'interno di questo bando, la misura per la digitalizzazione e la misura per il cosiddetto passaggio generazionale o continuità d'impresa. Quali strumenti vengono agevolati? Si tratta sempre di un cofinanziamento per l'erogazione di servizi di consulenza a favore delle aziende che quindi intendono investire in ambito di digitalizzazione e quindi andiamo dalla cyber security all'e-commerce a realtà virtuale o altre attività comunque nell'ambito ICT. Ovvero le aziende che sono in una fase di passaggio generazionale, quindi con il subentro di figli, nipoti o anche dipendenti che già sono all'interno dell'azienda, possono ottenere un contributo pari al 75% delle spese per un servizio di consulenza che li accompagni in questa fase di passaggio. Confartigianato Vicenza come si pone a fianco delle imprese? Noi da più di 3 anni abbiamo aperto un servizio di sostegno alle aziende che vogliono partecipare ai bandi pubblici, abbiamo un team di oltre 15 persone su tutto il territorio provinciale e quindi possiamo seguire le aziende a 360 gradi, oltre che erogare una serie di servizi sia nell'ambito di digitalizzazione all'interno del nostro Digital Innovation Hub, ovvero servizi di assistenza per la continuità aziendale e il passaggio generazionale all'interno delle nostre aree, quali tributario, assistenza a risorse umane e via dicendo.